Indagate la sparatoria di Mogliano Veneto, i carabinieri fermano un trentenne albanese residente a Mestre, ha usato una pistola clandestina per sparare i colpi, l'ho fatto per difendermi, ha detto l'uomo in cella, intanto è caccia agli altri 3 uomini in fuga. Residenti terrorizzati a Torreglia dopo il pestaggio di 3 giovani ventenni ai danni di un cinquantenne che stava camminando lungo una ciclabile, una lite nata forse per un rimprovero. Giulia Cecchettin, 2 anni dopo le parole di Papagino, questa mattina a Roma in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi, l'educazione affettiva a scuola dice non è un pericolo. L'omaggio dell'Università di Padova, un minuto di rumore, i fiori sulla panchina rossa e il suo volto in tutte le aule di ingegneria. A Vicenza nasce il tavolo tecnico permanente sul lupo, primo in regione, istituzione e mondo agricolo uniti per cercare soluzioni di convivenza con il grande predatore. Nel cortile del liceo scientifico da Ponte, Dave di Bassano, piantumato un albero in ricordo di Sammy Basso. Da qui è iniziato il suo sogno di scienziato, un viaggio che lo ha portato in tutto il mondo, le parole di mamma Laura e papà Amerigo. Presentato il restauro del cavallo colossale del Canovalo, un'opera che attendeva da più di 50 anni di tornare ai fasti di un tempo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli, in primo piano però il nostro sondaggio nei giorni in cui il dibattito politico nazionale vede inasprirsi la polemica sulla patrimoniale. C'è una tassa però regionale che in Veneto negli ultimi 10 anni non è mai stata applicata, ma che a meno di 2 settimane dal voto per le regionali è tornata al centro della discussione, ovvero l'addizionale IRPEF. Dunque noi vi chiediamo: tasse regionali, introdurre l'addizionale IRPEF in Veneto? Se volete rispondere di sì in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. E dunque ora la cronaca, la sparatoria di ieri sera a Mogliano Veneto, i carabinieri hanno fermato un trentenne albanese residente a Mestre, sarebbe stato lui ad esplodere alcuni colpi con una pistola clandestina, intanto è caccia agli altri 3 uomini in fuga. C'è un fermato nelle indagini dei carabinieri dopo la sparatoria di Mogliano. Si tratta di un trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ora in carcere a Santabona. Le accuse nei suoi confronti sono rissa, detenzione in luogo pubblico di arma da guerra, danneggiamenti di auto in sosta ed esplosione con arma da fuoco. Nelle scorse ore l'uomo ha incontrato in carcere il suo legale, l'avvocato Mauro Serpico. Il mio assistito dice è ancora molto provato, l'unica cosa che mi ha riferito è di essersi solamente difeso. Il tutto si consuma nel tardo pomeriggio in un parcheggio a 2 passi dal liceo Berto. Pare evidente che il luogo in cui si sono verificati i fatti fosse stato un luogo concordato da 2 diverse fazioni composte entrambe da 3 soggetti. I soggetti hanno identificati, sono 3, sono tutti di origine albanese, che poi questo incontro è degenerato in una lite. Ancora sconosciuti i motivi dell'appuntamento tra i 2 gruppi, come restano da chiarire le ragioni che hanno portato alla lite, poi degenerata. Una delle fazioni estrae dei coltelli. 2 albanesi residenti nel veneziano vengono raggiunti all'addome, sono tuttora ricoverati al Cafoncello. In ospedale finisce anche il trentenne, dimesso nelle ultime ore e trasferito in carcere. Era in condizioni di salute pessime, era stato accoltellato alla gamba e al gluteo e la faccia è maciata con un taglio anche sotto l'occhio. All'improvviso compare una pistola semiautomatica, un'arma clandestina modificata, priva di matricola. Uno dei soggetti colpiti, un albanese trentenne irregolare sul territorio nazionale con diversi precedenti penali, ha esploso alcuni corpi d'arma da fuoco con una pistola clandestina che poi a seguito delle immediate ricerche è stata rinvenuta, occultata in un'area verde ed è stato sottoposto a fermo indiziario di delitto. Ad esplodere i colpi, da quanto emerso dalle immagini delle telecamere, sarebbe stato proprio il trentenne albanese. È chiaro che bisognerà capire perché la dinamica non è semplicissima, perché abbiamo coltelli da una parte, armi da fuoco dall'altra, capire esattamente perché sono stati sparati questi colpi d'arma da fuoco, all'indirizzo di chi, e capire se c'è stata una difesa ad una precedente aggressione. Sembrerebbe questa la linea. Telecamere che sono state fondamentali ai carabinieri per ricostruire quei momenti. Ci hanno anche consentito di chiarire alcune dinamiche e quindi anche di individualizzare le responsabilità dei soggetti che hanno partecipato a questa rissa.
Le indagini continuano per individuare gli altri 3 uomini ancora in fuga, anche questi di origine albanese e residenti fuori provincia. Proprio questo elemento fa presumere che Mogliano sia stata solo per puro caso scenario della rissa. Le prime ricostruzioni consentono di ipotizzare, visto che la provenienza geografica d'altra provincia dei soggetti coinvolti in questa rissa, che Mogliano fosse semplicemente un luogo di incontro. Intanto è stata fissata per domani mattina alle 10:15 in carcere a Treviso l'udienza di convalida del fermo davanti alla dottoressa Piera De Stefani. Il trentenne potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Ed ora nel Padovano, preso nel giro di poche ore l'aggressore della rapina al cimitero di Saletto. La vittima, un anziano di 76 anni, resta in prognosi riservata all'ospedale di Schiavonia. È stato arrestato a Legnago, nel Veronese, il 40enne di origine siciliana ritenuto responsabile della feroce aggressione avvenuta ieri mattina al cimitero di Saletto, nel comune di Borgo Veneto. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre colpiva e derubava del portafoglio un pensionato di 76 anni in pieno giorno. La vittima, residente poco distante dal Camposanto, era andata come di consueto a far visita ai propri cari quando l'aggressore, armato di lama, al momento non è chiaro se una forbice o un coltello, lo ha minacciato per farsi consegnare il portafoglio. Ne è nata una colluttazione durante la quale l'anziano è stato ferito poco sotto al mento, prima di essere colpito alla testa e lasciato a terra sanguinante. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi ed è ora ricoverata all'ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in osservazione per un trauma cranico. Il malvivente, invece, nel giro di poche ore è stato rintracciato e portato in carcere su disposizione della Procura di Rovigo. Bande organizzate violente e minacciose sia verso le vittime dei furti che verso le affiliate. L'inchiesta dei Carabinieri ha aperto uno squarcio sul racket dei borseggi a Venezia. Si va un po' oltre i borseggi. I borseggi è il reato principale, però poi sono emersi tutta una serie di azioni violente sia fuori del gruppo che dentro il gruppo. È un'indagine di 1 anno e mezzo che segna una svolta nella lotta al borseggio, quella condotta dai Carabinieri di Venezia, che oltre a spiccare 23 misure cautelari per reati come furto aggravato, riciclaggio, ricettazione, violenze e minacce, e oltre a ricostruire 32 borseggi per un bottino di circa 50.000 euro, identifica ruoli e gerarchie di un gruppo organizzato. Le ragazze che riuscivano a mischiarsi meglio in mezzo alla folla commettevano i borseggi, gli uomini magari mettevano la logistica. Non singoli individui che vivono di espedienti, quindi, ma una banda dai meccanismi rodati che agiva con violenza sia dentro che fuori dal gruppo. Fuori dal gruppo ci sono state poi reazioni anche violente, una turista addirittura si è vista aggredita, ha avuto anche un dito rotto, ma violenza anche all'interno del gruppo, perché poi chi non portava una certa quantità di soldi, la soglia che abbiamo documentato noi fissata era 2.500 euro al giorno, veniva minacciato col coltello. Da queste regole nella banda non ci si poteva sottrarre. In un caso è stata minacciata con un coltello anche una 14enne, una donna incinta invece è stata picchiata. Rintracciare i 23 indagati, tutti senza fissa dimora, non è impresa facile. Una donna è attualmente detenuta alla Giudecca, altri 2 indagati si trovano in carcere in Croazia e in Ungheria. Lei ha detto 2.500 euro al giorno, che sembra una cifra enorme. È pensabile che si riesca a raccogliere così tanto denaro e soprattutto, quindi, quale giro c'è, visto che, secondo le associazioni dei cittadini che controllano, ci sono forse nei giorni di maggiore afflusso turistico almeno un'ottantina di borseggi? Guardate, le operazioni di servizio non sono mai la fine, a volte si dice sono l'inizio, quindi tutto questo poi sarà un approfondimento molto interessante e molto importante da fare. Sono intimoriti i residenti di Torreglia dopo la violenta aggressione ai danni di un uomo di 50 anni che stava camminando lungo la ciclabile di via San Daniele. Viviamo terrorizzati, chiusi in casa, non si può uscire così, fa paura, altro che fa paura. Cose che succedono ma non dovrebbero succedere, dico io. Grazie. Sembra una zona tranquilla? Sì, da noi qua sì, non mi pareva
Un episodio così non ricordo, forse mai successo per motivi, senza motivo, diciamo. C'è apprensione a Torreglia, ai piedi dei Colli Euganei in via Tobagi, dopo la violenta aggressione subita da un cinquantenne da parte di 3 giovani sui 18-20 anni. Una violenza brutale a cui ha assistito anche il sindaco Marco Rigato, che passava lungo via San Daniele, che si è fermato per prestare i primi soccorsi. Rientravo da casa e ho visto un attimo una scena e mi sono fermato perché è di una violenza inaudita e sicuramente da non accettare e da tollerare. Che cosa fosse avvenuto prima non lo so, probabilmente qualche screzio c'era stato qualche minuto prima, però l'atto con cui, voglio dire, questi 3 ragazzi si sono avventati, hanno gettato a terra e hanno preso a calci e a pugni questa persona è una cosa che non è assolutamente accettabile. I 3 giovani sono scappati a bordo dei loro monopattini, le forze dell'ordine però sono già sulle loro tracce. I filmati delle telecamere comunali sono già stati visionati per ricostruire l'identità dei 3 violenti. Ho messo a disposizione alle forze dell'ordine, che ringrazio anche per il tempestivo intervento, i filmati che abbiamo a disposizione delle telecamere. Io spero, voglio dire, che magari riescano a rintracciarli e a identificarli. Un altro caso di violenza giovanile che preoccupa per la frequenza e le dimensioni. Quello che ho vissuto domenica mi ha fatto alzare l'attenzione sicuramente, perché quello che la violenza che è venuta in modo così veloce e inaudito non è tollerabile. Quindi sì, il fenomeno di questi ragazzi che in qualche modo non riescono a capire che attraverso il dialogo si deve sempre ricostruire e cercare di risolvere le questioni è una cosa che ci lascia tutti sicuramente sconcertati. Torniamo a parlare del caso dei cecchini del weekend. A Sarajevo durante la guerra dei Balcani fu l'ex servizio segreto SISMI a bloccare quello che fu definito un safari dagli 007 bosniaci, tra questi c'è anche un triestino. Fu l'ex servizio segreto per la sicurezza militare, il SISMI, a bloccare i cosiddetti cecchini del weekend, anche italiani, tra questi un personaggio di Trieste, che pagavano per andare a uccidere anche donne e bambini nella Sarajevo assediata durante la guerra dei Balcani. Lo ha raccontato un ex 007 bosniaco allo scrittore Ezio Gavazzeni, il quale nei mesi scorsi ha depositato un esposto in procura a Milano che ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio volontario plurimo aggravato da motivi abietti e crudeltà. L'ex agente dell'intelligence bosniaca in un carteggio mail rivelò come i servizi bosniaci hanno saputo del safari alla fine del 93. Tutto questo è successo nell'inverno del 93-94. Abbiamo informato il SISMI all'inizio del 1994 e ci hanno risposto in 2 o 3 mesi. Abbiamo scoperto che il safari parte da Trieste, l'abbiamo interrotto e il safari non avrà più luogo. Dopodiché, ha spiegato ancora la fonte dello scrittore, il servizio bosniaco non ebbe più informazioni sul fatto che il safari si ripetesse a Sarajevo. Non abbiamo ottenuto dal SISMI i nomi dei cacciatori o degli organizzatori, aggiunto, quindi dovrebbe esserci un documento del SISMI in materia del 1994. Testimonianze e documenti su cui dovrà fare luce ora l'indagine del PM Alessandro Gobbis, condotta dal ROS dei Carabinieri, emersa a luglio e partita di fatto ieri con un vertice tra inquirenti e investigatori che hanno anche iniziato ad acquisire atti del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia sull'ex Jugoslavia dopo il deposito dell'esposto dello scrittore, assistito dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini. Giulia Cecchettin, 2 anni dopo le parole di Papagino questa mattina a Roma, in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi, l'educazione affettiva a scuola dice non è un pericolo. E quindi ho scelto di reagire, di dare un senso a quel dolore che rischiava di distruggermi. Era l'11 novembre 2023, la sera della scomparsa e poi si è scoperto solo in seguito della morte di Giulia Cecchettin. 2 anni, un anniversario che il padre Gino commemora alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio a Roma. L'introduzione prima del dibattito è scandito dalle sue parole. Non sono qui per chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Io sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima,
la prevenzione e quindi l'educazione. Il ricordo di Giulia, che sottolinea Gino Cecchettin, prende vita nell'associazione contro la violenza di genere nato l'anno scorso, ad un anno dalla sua uccisione, ed entra nelle parole del padre di Giulia l'importanza dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità, è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti. Vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo, è una protezione. Non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti. Per Giulia e per tutte le Giulia che verranno, vi chiedo di fare una scelta coraggiosa, di credere nell'educazione come prima forma di giustizia, come la vera forma di prevenzione. In aula è Gino a ricordare 2 femminicidi, quello di Giulia Strapazzolo e Barbara Belotti, particolarmente efferati, e ribadisce la necessità di agire in prevenzione. 2 occasioni dove forse potevamo fare di più, perché in un caso c'era stata una denuncia e nell'altro c'è stato un malfunzionamento o addirittura il braccialetto elettronico è stato disattivato. Oggi la violenza di genere viene spesso raccontata come un'emergenza, ma non lo è. È un fenomeno strutturale, radicato nella nostra cultura, nei linguaggi, nei modelli di relazione, negli stereotipi che continuiamo a tramandare. Da qui l'impegno della Fondazione Giulia Cecchettin, occasione dunque quella in aula anche per denunciare l'insufficienza dei centri antiviolenza in Italia. Il mio impegno è quello della Fondazione, nasce da qui, dal desiderio di evitare che altri genitori debbano vivere ciò che ho vissuto io. Ma anche nella speranza che un giorno non servano più le fondazioni intitolate a ragazze uccise, perché avremo imparato a riconoscere il valore sacro della libertà di ciascuno, il valore sacro della vita. I 2 anni dalla morte di Giulia Cecchettin ricordati con un minuto di rumore dagli studenti universitari a Padova. Che sono passati 2 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, 2 anni in cui purtroppo, lo dobbiamo dire, non è cambiato nulla, perché dopo Giulia sono tantissimi altri casi di femminicidio, da gennaio ad oggi sono 90, è un numero impressionante. E se ci diciamo se sono l'ultima a distruggi tutto, bene, noi ci abbiamo provato, ma non è così, perché nel momento in cui c'è un governo, c'è un'istituzione che taglia i fondi per i centri antiviolenza, nel momento in cui non si rende obbligatoria un'istruzione all'affettività nelle scuole, bene, allora diventa sempre più difficile riuscire a fare qualcosa ed è veramente impellente, urgente. Due anni dopo la morte di Giulia Cecchettin, Padova e Saonara si raccolgono nel ricordo, cerimonie, rumore, impegno rinnovato contro la violenza alle donne. Padova non dimentica quel giovane sorriso proiettato oggi nelle aule del Dipartimento di Ingegneria, non dimentica la ferocia con la quale è stata strappata quella vita troppo presto e lo fa con un mazzo di fiori deposto sulla panchina rossa dell'Ateneo. Non dimentica e per questo fa un minuto di rumore con il tintinnio delle chiavi al portello, proprio come 2 anni fa, nel giorno del funerale. Piccoli ma potenti gesti con i quali la città del Santo ha ricordato oggi Giulia Cecchettin, a 2 anni dalla sua morte per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un femminicidio che ha segnato profondamente la coscienza collettiva dell'Italia. Sicuramente c'è più consapevolezza nel territorio, non solo veneto e padovano, ma in tutta Italia, rispetto a un fenomeno che coinvolge una donna su 3 in Italia e nel mondo. Penso che è giusto ricordare, però dovremmo farlo ogni giorno, quotidianamente, perché quotidianamente al centro antiviolenza arrivano diverse donne che raccontano proprio una violenza che subiscono all'interno delle loro relazioni. Allora questa attenzione e questo pensiero facciamolo ogni giorno nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, e appunto partendo dalla consapevolezza che purtroppo il femminicidio di Giulia Cecchettin ha reso evidente un qualcosa che prima era ancora nel silenzio, era ancora molto sommerso e che oggi comincia ad emergere.
Un mese di iniziative anche a Saonara, comune profondamente legato alla famiglia Cecchettin e dove Giulia riposa accanto alla madre. Dal corso di difesa personale rivolto a donne di tutte le età nella palestra a suo nome allo spettacolo teatrale Genesi di un mostro, in scena nella sala civica il 28 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne, che racconta come tali drammi nascano anche da un disagio silenzioso. Il cambiamento parte proprio da questi gesti e, come sottolineato Gino Cecchettin in udienza a Roma davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, quello che conta ora è ciò che può arrivare prima, la prevenzione e quindi l'educazione, anche se la strada è ancora lunga. Che cosa abbiamo imparato in questo tempo? Niente, mi verrebbe da dire, perché sono più di 80 i femminicidi dall'inizio dell'anno. L'unico reato che aumenta nel nostro paese è la violenza contro le donne. Allora faccio mio l'appello di Gino Cecchettin: introduciamole nelle nostre scuole l'educazione affettiva e sessuale per i nostri giovani, perché è l'educazione la miglior forma di risarcimento del danno per chi ha subito una violenza e un'ingiustizia simile. Cambiamo argomento, nasce a Vicenza il tavolo tecnico permanente sul lupo, primo in regione. Dalle istituzioni regionali e provinciali alle unioni montane, dai veterinari al mondo dell'agricoltura, un fronte compatto per trovare soluzioni di convivenza con il lupo. Nasce con questo intento il primo tavolo tecnico permanente sul lupo a Vicenza, primo in regione, con l'obiettivo di affrontare la sfida legata alla presenza del grande predatore, tutelando allevatori e turismo, animali d'affezione e biodiversità, costruendo strategie di lungo periodo che rendano possibile una convivenza equilibrata tra attività zootecniche e fauna selvatica. Sono danni economici alle attività che di fatto grazie agli animali ne traggono un reddito. Pensiamo alle maglie, che oltre che essere un'attività agricola e di gestione dei nostri territori, oggi è impattata da questo predatore e di fatto è una conseguenza poi anche al turismo. Predazioni numericamente in calo nel Vicentino, dalle 192 dello scorso anno alle 93 registrate quest'anno, indice che fornisce però una duplice chiave di lettura. Teniamo presente, oltre al fatto che le persone non denunciano più, anche al fatto che molte meno malghe sono state caricate e quindi anche questo secondo me ha inciso in maniera profonda. Presenza che al momento, a fronte di perdite economiche rilevanti, viene gestita attraverso misure di prevenzione e dissuasione. Quindi messe in campo dalla Regione sono le reti, sono reti di protezione, cani da guardiania, che implicano però un periodo molto lungo perché funzionino. E poi ci sono i dissuasori e poi hanno messo anche in campo giustamente la dissuasione con le pallottole di gomma. Abbiamo esteso l'utilizzo dei proiettili di gomma su tutta la provincia di Vicenza, con il problema che di fatto c'è. Uno, il personale che può sparare oggi è limitato perché i numeri di polizia provinciale oggi, gli agenti di polizia provinciale oggi presenti in provincia di Vicenza non possono coprire tutto il territorio provinciale. Due, vanno formati nuovi agenti venatori con questa qualifica e oltre a questo di fatto non è facile trovare il lupo. Un albero ricorderà Sammy Basso nel cortile del suo liceo da Ponte. È una pianta ancora giovane di ginkgo biloba, simbolo di resistenza e longevità, che ricorderà il ricercatore Sammy Basso nel cortile del liceo da Ponte, dove era iniziato il suo percorso di studi. Da qua è partito, da qua ha dato la base ai suoi studi futuri, quello che poi è diventato, e dunque è bellissimo ritrovare questa bellissima pianta che ha un significato anche veramente importante nella sua scuola. Da Papa Amerigo è arrivato un invito agli studenti presenti nel cortile per la commovente cerimonia. Se lo vogliamo noi, i sogni si possono realizzare, anzi si realizzano. Sammy li ha sempre realizzati e quindi anche i ragazzi devono capire che se loro proprio lo vogliono arrivano.
dove vogliono arrivano. Ho avuto modo di conoscere Sammy circa 2 anni fa con tutta la mia classe e è stata un'esperienza che insomma mi è rimasta molto, e di lui mi ricordo l'allegria e il sorriso spontaneo che aveva nel raccontarci tutto, anche i momenti insomma più difficili della sua vita. Noi siamo molto orgogliosi di partecipare in una scuola dove ha fatto parte anche Sammy Basso, che come Angelica anche io con la classe ho potuto avere la possibilità di incontrare questo esempio di persona che ci accompagnerà sempre nella storia dell'istituto con questo albero. È riuscito a trasformare veramente la nostra quotidianità, la nostra vita di classe, di insegnanti. Andiamo al nocciolo, andiamo all'essenza della vita, che è soprattutto relazione. È stato presentato il restauro del cavallo colossale del Canova, un'opera che attendeva da più di 50 anni di tornare ai fasti di un tempo. Eccolo il cavallo colossale di Antonio Canova, completamente restaurato, presentato a Vigonza nel Padovano, nel laboratorio Passarella Restauri, l'opera simbolo delle collezioni bassanesi che dopo 50 anni torna al pubblico nella sua interezza. Avrà un risalto a livello internazionale, Bassano si consolida la città del Canova, ma soprattutto questo ci permetterà ancora di più di giocarci una carta importante, che è quella di Bassano, capitale italiana della cultura nel 2029. A lungo la ricomposizione del grande cavallo di gesso, modello per la scultura equestre del re di Napoli Ferdinando I di Borbone, è stata ritenuta impossibile. Ora, grazie a nuove tecnologie e al finanziamento pubblico-privato, torna a risplendere. Noi restituiamo alla collettività il cavallo colossale del Canova, un'opera che è stata per più di 50 anni nei magazzini del museo, e ora, grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, e di questo ringrazio sia la Fondazione Banca Intesa ma anche la Fondazione Britannica Venice in Peril, riconsegniamo questo bene alla collettività. Ora il cavallo verrà smontato e portato a Milano alle Gallerie d'Italia, dove sarà in mostra dal 28 novembre. Entro un anno tornerà ai musei civici bassanesi. È un'opera unica al mondo per imponenza, per grandezza, per sua struttura anche dinamica. Canova è riuscito a restituire tutta la forza e la bizzarria del cavallo da parata che si sta per partire. È uno dei capolavori di tutta l'epoca neoclassica e sarà un'opera straordinaria che siamo certi diverrà uno dei motivi per compiere una visita a Bassano del Grappa. Presente anche la scritta "Terminato", inciso a mano dal Canova sulla pancia del cavallo. È segno che appunto l'artista considerava compiuta l'opera e la considerava un'opera d'arte, non solo un modello di passaggio per la fusione in bronzo finale che sarebbe andata in piazza del Plebiscito, ma proprio come un'opera d'arte a sé stante, e questo restauro è anche un'occasione di studio e di conoscenza del metodo canoviano, che era unico al mondo. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.